Assessore Torrenti, oggi è stata presentata la riedizione del Vitruvio. È stata anche un'occasione per fare il punto sul ruolo della Regione in ambito culturale. Sì, abbiamo colto questa opportunità di questa importantissima ripubblicazione di un testo fondamentale dell'architettura di tutti i tempi, perché risale a 20 secoli fa, ma la puntualizzazione che Vitruvio ha fatto dell'architettura, dell'architetto, dell'importanza della concentrazione di competenze che viene richiesta è fondamentale. E quindi diciamo, non abbiamo fatto altro che ribadire intanto l'importanza delle relazioni con l'università, delle relazioni con le fondazioni bancarie, di come la Regione debba accompagnare anche dolcemente, indirizzare e programmare le attività culturali, ma non essendo un ente gestore di attività culturali nessuno lo può pretendere di essere in uno Stato democratico, oltretutto diciamo di come queste politiche hanno bisogno di soggetti attuatori di grande spessore e questa Regione fortunatamente riesce ad offrirle e oggi ne è una dimostrazione, in cui il mondo, non solamente quello della cultura ma anche quello dell'economia, delle banche, cioè si mette a disposizione della cultura per rivalutare un proprio ruolo. E su Vitruvio ricordo che sì, parliamo ovviamente di un autore latino di 20 secoli fa, ma parliamo che questo autore è stato tradotto da un friulano, è stato studiato in questa regione già da 200 anni fa e quindi diciamo, è qualcosa comunque legato anche alla nostra storia e quindi questo è importante, cioè lavorare qui su in qualche modo un prodotto culturale che comunque ha avuto origine nella nostra regione. E in questo particolare momento storico, quanto è importante valorizzare la cultura? Assolutamente fondamentale, valorizzare la cultura, confrontarsi con le culture vicine e lontane, ricordarsi che ciascuno modestamente deve affrontare il confronto continuamente. Vitruvio parla in un momento 20-30 anni prima di Cristo, quando Roma dominava tutto il Mediterraneo. Roma dominava il Mediterraneo, ma ricordiamoci che nello stesso periodo le culture arabe di quelle aree lì erano ancora più avanzate delle nostre. Cioè 2 secoli dopo la Tunisia probabilmente o i paesi arabi erano più avanzati di noi. Quindi ricordiamoci che non è da noi che nasce tutto, che noi abbiamo raccolto, i romani intendo dire, un'eredità dai greci, dagli Ittiti prima, diciamo da paesi più lontani e oggi queste culture che sono nate millenni fa non devono avere la difficoltà di confronto che hanno invece in questi momenti. E quindi diciamo proprio dalla nostra storia, dalla storia poi del Mediterraneo che è il bacino fondamentale delle culture, diciamo, dobbiamo continuare a confrontarci per capire che quello che succede oggi e di quanta falsità c'è anche in questo confronto. Un confronto invece aperto sulla realtà della nostra storia, delle nostre capacità di svilupparci nei secoli è fondamentale per comprenderci, per superare queste criticità di confronto culturale che oggi effettivamente hanno preso una piega che non ha nulla a che fare con la realtà, ma che è tutta come dire, una forma di speculazione di tipo economico-politico che ci sta effettivamente creando una serie di problemi. È maturata i 40 anni sono l'età ideale, credo che sia proprio il caso non di mettere in discussione ma di riuscire effettivamente a